Per l'associazione di disoccupazione zero abbiamo Davide Cadili. Che opinione ti sei fatto oggi di questa manifestazione che si sta svolgendo e qual è il contesto che coinvolge fin troppa gente? Allora, noi abbiamo fatto questa manifestazione proprio per far capire che in realtà il disagio c'è a Catania. Noi abbiamo visto l'affermazione addirittura del sindaco Trentino che in una telegiornale nazionale ha detto che a Catania in realtà non c'è nessun problema visto l'annullamento del reddito di cittadinanza e invece, perché non c'è stata questa manifestazione, e invece le manifestazioni ci sono, stanno venendo organizzate, noi siamo pronti a scendere in piazza sia per difendere i percettori di reddito di cittadinanza sia per difendere anche i lavoratori poveri, soprattutto stagionali, che ci sono in questo periodo, quindi persone che guadagnano anche solo 300 euro per l'intero mese di lavoro, ovviamente in nero, oppure che fanno il part time e come contratto invece fanno il full time. E noi siamo qui appunto per questo motivo e non è pensabile che il reddito di cittadinanza venga tolto in Sicilia, dove il 20% dell'intero ammontare dei percettori di cittadinanza si trova in questa regione, venga tolto all'improvviso senza che ci sia né lavoro né un centro per l'impiego funzionante né qualsiasi altro sussidio praticamente per queste persone.